In queste puntate, una mostra sugli sguardi dismenteati, Polizia Municipale, più controlli, manco l'incidenza, l'allegria di Friuli Doc e anche dai giovani, gli appuntamenti delle settimane. Fino al 6 di settembre si può dare avvio di gallerie fotografiche Tina Modotti, venga stai al vecchio Martial dal PES, la mostra War dal preseat fotogiornalista indipendente Livio Senigaliesi. L'esposizione, creata in tessuaggio dal Festival de Paz, e mostra il miglior delle immagini di guerra che l'autore è stato buon di fissare in tai sei viaggi in Iraq, Cambogia, tai Balcani e te Palestina. Visions che sono testimonianze di cemut che il reportage fotografico di un artista glorioso che ha avuto grandi esponenti anche Robert Capa, all'esiste anche mo e al povere un lavoro di forza e di intensità. Dal resto, di guerre a torpa al mondo non sono anche masse, anche se la comunicazione si dismente di spes dimostralis e tin piuttosto applatalis. L'obiettivo di artisti, anche senegaliesi, alle proprie che derivano facolata al limbo des robis dismenteadis, l'istantis musis e i tempoisti che il sangue e la violenza hanno rovinato per sempre. La carriera di senegaliesi lo ha veduto fa di testimoni colate dal muro di Berlino, ai fin dell'Unione Sovietica, ai nuovi intifada e sguerris in Kashmir, Ruanda e Darfur. Ma la sua opera non è il nome di artista, ha di fatto anche membri del socio Reporter Sans Frontières, che si batte per libertà di stampe e per difendere i diritti dei famosi dei giornalisti che sono stati sequestrati, feriti o occupati in zone di guerra. La mostra è aperta ogni giorno dalle 6 alle 9 di sera e la sabato e la domenica anche a buon'ora dalle 10 alle 1. I dati di attività delle polizie locali e prime part dall'anno e mostrano i numeri che danno conforto. Dai primi 6 mesi del 2009, di fatto, gli incidenti in totale si sono sbassati dal 3,4% e questo dimostra, secondo il comandante Giovanni Coloredo e l'assessore Lorenzo Croattini, che l'opera di controllo sul territorio e porta un gran aiuto e prevenzione. I controlli sono già stati potenziati su Nevore. Basta pensare che la Polizia Municipale a Miaccian è quasi arrivata a fare il numero di controlli complessivi dall'anno passato. Si è 147 controlli per strade, quindi dai 670 di tutto l'anno passato. 370 sono stati fatti con gli autori dal telelaser e 245 l'arco test per via di il guidatore all'RTOC. Questa l'ha portata quasi 19.000 multis e gli aveva 72 patenti e 160 libretti di circolazione. Le macchine sequestrate sono state 50, 167 infrazioni si hanno riguardato i limiti di velocità. La massa era svelta è un vizio che anche in città si è spanduto a vonda. In 37 casi, e queste gli avondono le novità, le aziende hanno chiatato cui guidava senza la cinghia di sicurezza. Le multis sono tutti casi per più parte la conseguenza delle soste vietate. 80 multis in D e vengono infatti per questo motivo. Il totale di questi multis al passa ai 15.000 su color di rosa e arriva quasi all'85% di tutte le contravvenzioni. Friuli Doc si svicina e questa è una importante novità. La rassegna che si svolgerà dai 17 ai 20 di settembre e varrà anche uno spazio in via Petrarca e Piazza Antonini che sarà dedicato tutto ai giovani. La 15ª edizione della manifestazione, in grazia delle collaborazioni sempre dagli assessorati al turismo e ai politici dai giovani e dal forum giovani, e ha in programma un'iniziativa chiamata Oasi, che ultima pa dentro le nuove generazioni. Per tutta la manifestazione, di fronte a Palazzo Antonini sarà un palco, dove si svolgeranno concerti di giovani groups, DJ set e spettacoli di teatro. Dentro dal Palazzo dell'Università saranno anche prontati mostri di giovani artisti. D'ogni richiesta e saranno anche laboratori creativi, video, writing e sabato il 19 di settembre, dal das pomeriggio, si terrà qui un'assemblea pubblica dal Forum Giovani, con un moderatore a sorpresa. Anche per i giovani, quindi Friuli Doc diventa un'occasione di partecipare per mostrare il migliore di ciò che sanno fare e di. L'obiettivo sarà anche quello di far vedere i giovani con un linguaggio che è quello della loro cultura e di espressione, che non sempre fin come si lea da ben con Friuli Doc. Manifestazione grande, ma dove che manchiavi spazi di aggregazione di queste per gli under 25.
Gli appuntamenti delle settimane. Momenti d'opera da Bastiano e Bastiana. Singspiel in un'at di Wolfgang Amadeus Mozart. Martars 1 di settembre, ai 9 di sera, te cort di Palazzo Morpurgo. In caso di bruttimp al Palamostre. Inquintri dibattiti con Oliviero Toscani, il visionario di Via Squini, mercoledì 2 di settembre, ai 9 di sera. Udin sul film de memorie. Spettacolo con Vittorina Lanfredi Nicoletti e Rocco Burtone. Su test di Mario Blasoni. Tecor di Palazzo Morpurgo, mercoledì 2 di settembre, ai 9 di sera. Pipinoz senza confins. Domenica in bordo di Grazian, des 10 a buon'ora la prima parte, des 4 da spommisdì la seconda.